eravamo legatissimi, ci volevamo proprio bene. Avremmo dovuto passare le feste insieme, l'avevamo detto al telefono. E come abbiamo fatto anche l'anno scorso, che non stavamo già insieme, l'anno prima ancora, cioè comunque come se fossimo io e lui una famiglia. Comunque secondo te Paolo non può essersi tolto la vita? Secondo me, per quello che io l'ho conosciuto e ci sono stati insieme tanti anni, ancora eravamo legatissimi, no. Era uno molto combattivo alla fine, magari aveva dei momenti che si lasciava andare, ma poi si riprendeva sempre. Però non era solo da lì. C'ero solo io, sempre soltanto io che lo cercavo, perché sapevo che era solo. Paolo era una persona per bene, era un buono, un puro, sensibile, altruista, generoso, cioè non è che io voglio dipingerlo come l'uomo perfetto, però aveva tantissime qualità. E non voglio che venga ricordato solo per le circostanze della morte o per quello che lui ha fatto nel 2005, perché pure questa cosa a lui faceva male, Certo. che ogni volta veniva sempre rimarcata questa cosa, lui si soffriva, era sensibilissimo. C'è qualcosa che non quadra. La porta senza Ma mandate. no, questa cosa della porta, io non so perché si sono fissati con questa porta. Paolo non si chiudeva dentro, anzi quando vivevamo insieme ero io che davo le mandate perché sono fissata a chiudermi dentro, lui non l'ha mai ok. fatto. Quello che non quadra è che quelle ultime 24 ore, cioè che cosa è successo nelle ultime 24 ore? C'è questo buco praticamente nella comunicazione, in tutto, come se lui Sì, si fosse eclissato 24 ore, un fantasma, in questo senso. sì. E non era da lui. No, ultimamente era da lui, perché ripeto, lui era un periodo in cui era molto chiuso in se stesso. Dalla sera precedente io ho cominciato a preoccuparmi quando vedevo che non si collegava su WhatsApp, e dicevo vabbè dormirà, perché lui dormiva sempre ultimamente, ecco perché io poi a volte mi arrabbiavo e dicevo, cioè lui era appena uscito da una clinica da un mese, dicevo sei andato in clinica per guarire per sistemare il sonno e sei sempre a dormire, ma che t'hanno fatto?